Buon pomeriggio, bentrovati, il nostro nuovo appuntamento con il Punto. Oggi, insomma, puntata monotematica, abbiamo intitolato così, il nuovo partito di Lombardo, Miccichè e La Galla. Cercheremo di capire, insomma, che cos'è questo nuovo soggetto politico, lo chiederemo ai diretti interessati che saranno tutte e tre con noi all'interno della trasmissione. E allora non togliamo tempo al racconto e quindi la nostra trasmissione comincia come sempre con l'anteprima che ci racconta Totò Calì. Ciao Totò, il vignettista del quotidiano La Sicilia, il nostro vignettista ormai adottato da sempre. Ciao Totò, che succede? Buongiorno, già subito la prima vignetta. Come stai? Ti sei vestito elegante? È Natale, no? È Natale. Sì. Non mi fare innervosire perché faccio come a Mammucari e me ne vado. Ah, va bene. Mi dia del lei, però io ti do del lei, così sei più... Diamoci del lei. Diamoci del lei. Allora, prima vignetta, allora. Oggi bello, argomento interessante oggi, che dici? Tu ti diverti. Allora, però noi raccontiamo anche un po' la settimana, quindi qualcosina raccontiamo anche della settimana. Prima vignetta. Partiamo da un'altra cosa, tutta catanese, insomma, al teatro... venduti più biglietti dei posti disponibili al Metropolitan per vedere un musical e quindi c'è già aria di una poltrona per due, insomma. Ecco, io pensavo fosse una cosa tra Lombardo, La Galla, Miccichè, una poltrona. No. Beh, anche lì non c'entra, però ne manca uno qui. Ne manca uno. Sì. Prossima vignetta. Prossima vignetta invece stanno guardando tutti, questo scontro Grillo cancellato, ormai non esiste Conte. più e questo è Giuseppe Conte. Grillo è come Babbo Natale, dice Conte, insomma non esiste. Non esiste più, eccolo qua, la vignetta di È Totò. stato cancellato. Andiamo avanti, prossima vignetta. Andiamo adesso sul tema della puntata. Ok, e allora, la prima sono due pastori, presepe 2024. Ehi, vedo arrivare La Galla, Lombardo e Miccichè, i vice-re maggi. Vice-re intendono appunto, insomma, uomini di potere da sempre. Andiamo avanti. Sempre qua il gatto di Miccichè che scrive a Babbo Natale, dice: caro Babbo Natale, riportami l'auto blu. Cattivissima questa, cattivissima. Perché è rimasto insomma a piedi, non è giusto. Povero gatto. Povero gatto. Si è anche morto poi, tra l'altro, povero gatto, insomma, questo lo diceva. L'ultima. Lombardo, Miccichè e La Galla, il nuovo soggetto politico. E niente, fa già ridere così. Questa è cattivissima pure questa. Lombardo ride però. Lombardo ride. Totò, adesso commentiamo anche le vignette di Totò. Totò, va bene, grazie, noi ci vediamo la prossima settimana. Non sarai dispensato neanche nella settimana tra Natale e Capodanno, quindi preparati. Mi vestirò di rosso. Ti vestirai di rosso. Ciao Totò, grazie. Arrivederci e buona continuazione. Sigla e poi cominciamo. Vi presenterò tutti gli ospiti della trasmissione, quindi Lombardo, La Galla, Miccichè più i colleghi giornalisti. Cominceremo questa puntata del Punto. Bentrovati, allora dopo l'anteprima curata da Totò Calì entriamo nel vivo della nostra trasmissione, l'abbiamo detto, oggi puntata monotematica, ci dedicheremo al racconto di questo nuovo soggetto politico che già desta curiosità, interesse, qualcuno già con la penna in mano fa i calcoli di quanto può valere questa forza politica e che cosa influenzerà nel panorama della politica siciliana e perché no cosa varrà anche nella politica nazionale. Lo chiederemo ai diretti interessati, oggi tutti e tre con noi in studio. Raffaele Lombardo, leader del Movimento per le Autonomie, benvenuto. Buongiorno. Lombardo, ben trovato. Tutto bene Lombardo? Buongiorno, insomma tutto bene, sì, diciamo che sono arrivato da Roma alle 10:30, alle 11, ho dovuto fare un salto in campagna, non sono passato da casa. La campagna non manca mai, è un passaggio rigenerativo. Obbligato. Saluto anche il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, in collegamento da Palermo. Benvenuto sindaco. Buonasera a tutti voi, Buonasera sindaco. Saluto il direttore del Giornale Sicilia, Marco Romano. Ciao Marco. Buonasera, ben trovati. Ciao direttore.
si sta sistemando, è sempre in ritardo, non lo devo fare, si sta sistemando. Possiamo fare vedere un attimo la poltrona vuota, guarda, perché là è Gianfranco Micciche, un attimo la poltrona vuota, il tempo che si sistema. La poltrona del mitico studio di c'è Silvia Sant'Ambrogio. Said che noi vediamo, lui esce da dietro come gli attori, insomma. C'è anche Gianfranco Micciche che saluteremo appena sarà seduto, saluto in studio Mario Barresi, inviato del quotidiano La Sicilia, ciao Buon Mario. pomeriggio, bentrovati. E Antonio Condorelli che ormai mi accompagna in questo racconto del punto. Ciao Antonio. Un piacere essere qua. Allora, cominciamo, domande. Eccolo qua, Gianfranco Micciche. Che è successo Micciche? Intanto buon pomeriggio, ben trovato. Che è successo? Niente, dov'è? Non l'abbiamo vista. Che stavo mangiando, ho ferito. Ah, scusa. Vabbè, il clima è questo oggi, il clima è questo. Allora, Mario, cominciamo, insomma. Che succede? Per mangiare il clima ci vuole. Per mangiare il clima c'è, giusto, siamo Tutti sotto i Natale. climi hanno Allora Mario, dicevo Mario Antonio è direttore Marco Romano, insomma un soggetto politico nuovo, certamente interessante, che scompagina in qualche modo, o è la domanda che farei io anche ai nostri ospiti, il panorama politico, no? Questo è insomma grande interesse. Il movimento è stato presentato mercoledì sera a Palermo con una partecipata conferenza stampa e quindi è già vivo, seppur Lombardo, Micciche e La Galla non ha né un nome né è un simbolo, e questa è una delle altre curiosità. Lombardo, chiedo a lei, perché insomma intanto non avete né un nome né un simbolo? Ma perché vogliamo lavorarci, studiarci, arrivare ad una soluzione condivisa, consultando anche degli esperti che sono bravi nell'individuare simboli, nomi che possono eventualmente attrarre di più i cittadini, gli elettori, e quindi questo richiede del tempo. Parliamo da tempo con Roberto e con Gianfranco di questa idea, poi per la verità abbiamo voluto un mese e mezzo fa parlarne formalmente con un comunicato. In questo periodo natalizio incontreremo tante persone per ricevere gli auguri, quindi dovevamo fare un altro passo importante ed è stata la conferenza dell'altro giorno. Le idee sono chiare, mettiamo insieme delle esperienze, per la verità tra persone che si conoscono e si stimano da tempo. Io incontrai, credo, Micciche subito dopo il 94, forse alla vigilia dell'Europea del 99, mi venne a trovare insieme ad Alfano e a Di Mauro per propormi di entrare in Forza Italia. Io non aderì a questa ipotesi e questo invito perché avevo una tradizione diversa alle spalle di un partito certamente non personale, non lideristico, eccetera, e quindi... Come sarebbe cambiata la storia della politica siciliana se sarebbe avesse detto cambiata sì? la storia della mia vita, anche forse avrei avuto una vita più comoda, non lo so, Che sicuramente... poi guarda i casi della vita, lei adesso è, come dire, dentro Forza Italia, in qualche modo avete Non siglato. sono dentro Forza Italia, ho fatto un patto con Forza Italia che ieri è stato, diciamo, ufficializzato. Poi La Galla lo conoscevo ovviamente da tempo, peraltro come professore universitario e come medico e collega del mio carissimo amico Antonio Scavone, il professore è un radiologo, ma poi abbiamo stretto rapporti ancora migliori, di grande collaborazione, lo devo dire, quando io ero presidente della regione e lui rettore dell'università. Tante volte sono andato a trovarlo a Palazzo Osteri, bellissimo, che ha un posto importante anche nella storia della Sicilia. Era il Palazzo di Chiaramonte, Chiaramonte anche lui volle ribellarsi, come dire, allo strapotere degli spagnoli del viceré e finì impiccato. Non so come gli hanno tagliato la testa. Chi ha osato nel tempo, in un modo o nell'altro, ha avuto un po' di decapitazioni, e quindi... Allora Bardo deve guardare la telecamera però, perché... Poi siamo nel centrodestra, siamo abbastanza, come dire, abbastanza allergici all'appartenenza militare in questo o in quell'altro partito. Abbiamo culture diverse, abbiamo tante sintonie, mettiamole insieme, perché non creare una forza più grande che certamente avrà la componente autonomista. Gianfranco è un liberal democratico che è stato per un trentennio circa il responsabile, il coordinatore di Forza Italia in Sicilia. Roberto, rettore, sindaco di Palermo, è la più grande città che è governata da un uomo di centrodestra, è stato rettore, e devo dire, ve lo dico per esperienza, perché da quando ne abbiamo parlato raccolgo in giro tante adesioni, tante disponibilità, perché di sindaci diciamo non schierati
diciamo, definiamoli civici, ce ne sono parecchi, anche in grande città, anche in città capoluogo, e invocavano che, come dire, queste esperienze si mettessero insieme, dessero vita ad una formazione politica che dovrà cimentarsi. Allora, certo, poi insomma vedremo a quando arriviamo per aderirvi e per dare una mano. Ecco, questo Presidente, più o meno. Allora, Antonio, prego. Che rapporto c'è tra l'affiliazione di ieri tra il Movimento per l'Autonomia e Forza Italia e questo nuovo partito nato 4 giorni fa? C'è intanto il Movimento per l'Autonomia da parte dei miei amici e diciamo fondatori di questo nuovo movimento politico, di questo nuovo, chiamiamolo partito. C'è ovviamente una grande attenzione. Io, Miccichè lo dice, ma lo dirà meglio lui, è nel suo DNA, diciamo, Forza Italia, molto più che nel mio. Io non sono di Forza Italia, mi sento un alleato, come dire, abbastanza forte, nel senso che sono fortemente motivato in questa scelta, e lo stesso Roberto, che non appartiene certamente a Forza Italia, però ha l'appoggio di Forza Italia e gli altri partiti di centrodestra, quindi è un'aspirazione che riguarda noi, ma è un'attenzione e una sintonia che riguarda anche loro, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Marco Romano, direttore, curioso, no? Questo nuovo partito, insomma, questa nuova alleanza tra tre big, abbiamo chiamati un po' scherzosamente i tre tenori, no? della politica siciliana, insomma, anche scherzandoci su. Avete visto anche le vignette poco fa col nostro Totò Calì, è già come dire, una commistione di nomi e forze che in qualche modo hanno fatto la storia politica di questa Sicilia, no? Direttore. Intanto li saluto tutti, ovviamente, buongiorno. È proprio il concetto dei tre tenori su cui forse bisognerà lavorare per capire quale sarà il ruolo di ciascuno di questi tre tenori all'interno di questo movimento. Di solito un partito che non c'è ancora un nome, spero che non c'è ancora un simbolo, spero che siamo sostanzialmente alle fondamenta, e poi bisognerà ovviamente tirar su l'edificio. Però un partito di solito è sempre gestito da un leader, da un segretario, da un presidente, chiamiamolo come vogliamo, da un profeta che è seguito dai suoi eletti, anche se il concetto del profeta muore, diciamo, con Grillo. Quindi bisognerà capire anche quali saranno gli equilibri fra loro tre. Ora non è... L'onorevole Lombardo sottolineava il fatto che c'è questa allergia all'appartenenza militare nei partiti, e nessuno dei tre, come dire, ha mai manifestato grande voglia di allinearsi e restare coperto all'interno dei partiti in cui hanno militato, quindi bisognerà capire anche come dovranno gestire gli equilibri fra di loro, se ci sarà sostanzialmente un vero e proprio triumvirato appunto alla guida del partito, oppure mi piacerebbe capire come saranno divisi i ruoli. Allora, la domanda, facciamo parlare anche gli altri ospiti, partire dalla Galla. La Galla, insomma, lei tra l'altro, poi aggiungo io una cosa alla domanda di Marco Romano, lei sembra, come dire, l'underdog, come si dice in questi casi, che non la vedono mai arrivare e poi è sempre lì, diciamo, gioca sempre da protagonista. Lo è stato fino all'ultima partita che ha giocato, quella da sindaco, diciamo, nessuno all'inizio voleva scommetterci qualcosa, poi tra i litigi di partiti poi arriva la Galla, insomma, mette tutti d'accordo. La Galla. Vabbè, ognuno di noi, come dire, si caratterizza per qualche strategia personale, però sicuramente ha ragione Raffaele Lombardo quando dice che sicuramente un elemento comune a tutti noi è forse l'allergia all'intruppamento e anzi anche forse l'allergia per una politica che voglia essere troppo soffocante rispetto al tema dell'appartenenza. Nel mio caso, perché vengo da un'esperienza di vita che non è maturata dentro la politica, ma diciamo in altri ambienti, e poi un passaggio alla politica per il quale ancora in famiglia mi rimproverano costantemente. Ma detto questo, io credo che noi siamo alla vigilia di un ragionamento che abbiamo avviato e che dovremo definire, e che va definito
non solo nei suoi aspetti formali della strutturazione di un movimento, di un partito che sia, ma in questo momento stiamo mettendo insieme delle sensibilità e affermando alcuni principi fondamentali. Uno, ci muoviamo all'interno del centro-destra e lo facciamo convintamente. Ci muoviamo nella direzione di una proposta nuova che voglia essere inclusiva e che guardi anche a chi in questo momento non sta stabilmente dentro il centrodestra e vuole invece realizzarsi all'interno di un centrodestra più ampio e più inclusivo. E terzo, abbiamo la velleità di costruire un soggetto politico che possa guardare con una proposta liberal-democratica, moderata e riformista alle prossime scadenze elettorali, dando spazio a giovani e a un ricambio della politica. Diciamo centro, molto centro e forse meno destra, direi, no? La Galla, anche per le vostre esperienze. Miccichè, anche lei, insomma, tra tutti, diciamo, tra i tre, diciamo, lei è quello più curioso, no? In mezzo a questo nuovo movimento. Lei, che come diceva Lombardo poco fa, è stata sempre l'anima per anni di Forza Italia, lo ricordo ai nostri telespettatori, probabilmente è stato il politico più vincente di quella famosa epoca berlusconiano. E anche il più perdente in alcuni casi. No, io guarda, sono contento di questa cosa perché, ed è una cosa che mi preme sottolineare, perché fra i tre protagonisti di questa novità c'è grandissima simpatia reciproca, c'è grandissima come dire, idealità comune di quello che si deve fare e ci troviamo bene fra di noi. Io in politica finora vedo sempre, ma anche ai miei tempi, comunque situazioni, non dico di guerra, ma sempre comunque di scontri tra l'uno e l'altro. Io, Raffaele e Roberto, credo che non avremmo proprio veramente nessun motivo di creare scontri tra di noi. Intanto perché io mi fido di loro. È quello pure di far sì che loro si fidino di me, ma io di loro mi fido sicuramente. Con Raffaele ho avuto tanti di quelle occasioni per verificarlo ed è sempre stato verificato. Con Roberto siamo addirittura compagni di scuola, per cui ci conosciamo da 60 anni, per cui non ho neanche con lui, ma tutti e tre siamo innamorati di uno stesso tipo di politica. E ha ragione il direttore quando lei dice meno di destra, più di centro, meno invasiva, più disponibile al dialogo con tutti, più inclusiva e meno esclusiva rispetto a quello che ogni tanto abbiamo verificato negli ultimi periodi. Quindi, e in più abbiamo una positività, quella che non avendo, credo, nessuno dei tre delle ambizioni personali che ci legano, cioè che legano questo movimento a queste ambizioni, siamo quindi liberi di fare le scelte che vogliamo e di andare avanti, abbiamo la possibilità, non avendo tanti tappi, forse qualcuno ce l'ha Raffaele perché c'è alcuni deputati regionali che però sono bravi e ben se vogliono, ma certamente da parte mia di Roberto Lagalla non ci sono province in cui c'è qualcuno già candidato, già quello più amico mio che non suo, per cui è quello che vincerà, che non vincerà, assolutamente no. Siete abbastanza liberi in questo senso, diciamo, da poter fare tutti i tipi di ragionamenti. Tagliamo la testa al toro. Un attimo Antonio, perché per adesso, Luca, posso dire un'ultima cosa? Io sono oggetto di visita, lo dico. Dov'è che io non ho sentito? Sono di? Oggetto di visite, e lo dico con infinito piacere, da parte di tantissima gente, fondamentalmente sindaci, che vedono in questo progetto la possibilità di trovare spazi che diversamente non avrebbero. E siccome la politica è anche fatta di spazi, non c'è niente da Era fare. finito questo periodo, vero? Per un certo momento, Miccichè, queste visite erano diminuite molto.
No, c'è nel deserto dei Tartari, più che finito. No, oggi vabbè, Vuole essere un po' più delicato, diciamo. Lei deve sapere che io ho gli insegnamenti di mio padre. Mio padre era vice direttore generale del Banco di Sicilia e a Natale ricevevamo, normalmente lui riceveva una enorme quantità di regali, di panettoni, di vino, cose del genere. Poi andò via, si mise, andò in pensione e ci disse: guardate, per quest'anno sappiate che non arriverà niente tranne che l'agnello che manda il signor Capobianco, che è il suo autista, la cassata che manda, quello li sapeva con precisione, e arrivarono esattamente quelle cose. Bene, io oggi questa esperienza l'ho già fatta, vi posso dire per il prossimo Natale che cosa che arriverà. Questo ce lo dirà certamente. Allora, prima di continuare la discussione, io ho avuto una curiosità subito, no? Appena voi avete annunciato insieme ufficialmente questo movimento, ho chiesto al collega Marco Gullà, che è a Palermo, c'è, diciamo, la sede, no? Il cuore, c'è il direttore qua, Marco Romano, il cuore della politica siciliana. Ho detto: scusa, ti vai a fare un giro un attimo per Palermo, vai a chiedere che ne pensa la gente del partito, del nuovo partito di Lombardo, La Galla e Miccichè. Questo è il servizio di Marco Gullà con il montaggio di Fabrizio Rizzo. C'è sempre in mezzo. Allora, Lombardo, La Galla e Miccichè, c'era di tutto in mezzo, no? Un nuovo slancio all'azione politica, l'astensionismo, un altro dei grandi temi, qualcuno era pure deluso, poi c'è entusiasmo da parte di qualcun altro, c'è quindi partecipazione, insomma c'è di tutto, perché avete scatenato gli umori, insomma, di tutta diciamo, la Sicilia che segue la politica. Però c'è anche un dato, c'è un intervistato, faceva un riferimento all'età, cioè io ho fatto un conteggio: 74, 70, 69, totale 213 anni in 3, il che per un movimento che si propone di rappresentare una novità non è un carico anagrafico di questa portata. Presumo che loro, a proposito dei ruoli, io vedo molto probabilmente, poco fa si parlava di ruoli, vedo molto probabilmente un Lombardo regista dalla testa raffinata alla Pirlo, un Gianfranco Miccichè mezzala di confusione di quello che prende i calci e li dà, e magari un La Galla Sornione alla Inzaghi vecchio stile, che fa il gol magari in estate nel 2027 come candidato governatore. Questo è lo schema. Poi sul nome io se il nome è come quello che mi aveva sussurrato qualcuno quando abbiamo anticipato, che non si può dire in televisione perché non è politically correct, uso come si faceva quando si dettavano i pezzi ai dimafonisti: Sassari, Udine, Catania, Ancona. Se il nome fosse quello, io mi faccio la tessera domani mattina. Allora, la Galla no, però la cosa è sull'età, secondo me è seria, cioè perché loro possono fare i padri nobili, però secondo me ci vuole una classe dirigente di giovani sindaci, di giovani consiglieri, perché sennò l'appeal secondo me diminuisce di gran lunga. Allora, nell'ordine: La Galla, Miccichè, Lombardo. Ma ha pienamente centrato il tema. Talvolta il giovanilismo può restare un'aspirazione se non viene in qualche modo aiutato nel suo affermarsi dall'esperienza. Io credo che tanto Lombardo quanto Miccichè, quanto certamente io, non abbiamo attese specifiche aspirazioni. Io le mie le ho già dichiarate. Se dovesse andare bene questo primo quinquennio di responsabilità della città di Palermo, auspicherei di dargli continuità, ma per un mandato ovviamente, e poi credo che c'è un tempo per tutto, anche quello per passare nella riserva della Repubblica, cioè quella di poter dare un potere di influenza, un consiglio, un suggerimento, un intervento. Quindi da questo punto di vista io non vedo il movimento nascere né su pretese revanchiste di nessuno di noi,
né tantomeno su ambizioni personali. Ripeto, quelle, per quanto mi riguarda, quelle legittime di poter proseguire un lavoro per la città che amo e per la quale sto lavorando insieme alla Giunta e insieme a una maggioranza di centrodestra in questo momento. È giusto il suggerimento che invece dice il progetto deve essere aperto su gente nuova che possa incarnare un nuovo e libero protagonismo politico. Questo è quello per il quale vogliamo lavorare a partire dalle prossime amministrative, se e quando ci saranno, e certamente per le regionali, riconoscendoci in un quadro di riferimento nazionale che è quello al quale ha fatto riferimento Raffaele Lombardo e che io personalmente ho già praticato nel corso delle ultime elezioni europee, sostenendo nell'ambito di un cartello nazionale di sindaci civici i candidati di Forza Italia. Miccichè. No, io intanto sono offesissimo perché mi sono sempre sentito bellissimo e quindi il brutto proprio non mi piace. Ma il brutto è caratteriale, non è estetico. E la trattano sempre, c'è sempre colpa di Miccichè, non era così la storia. Cioè, quella è una regola vecchia. E poi De Agli è Lombardo, perché è sempre Lombardo, non dice ma quello che dice non è vero, è sempre un'altra cosa, il lombardismo, no, è sempre quello, no? Insomma, ci siamo attenuti in qualche modo al racconto della vulgata, ecco. Al di là dello scherzo, io dico che quello che è stato detto finora è giusto, ma non tiene conto di alcune cose. Primo, certamente abbiamo un'età che non è quella del liceo e manco quella dell'università, però possiamo dire una cosa: io ogni tanto quando parlo con qualche politico o nei salotti mi provo a paragonarmi ad altri, dicendo io ho realmente fatto la Palermo-Messina completata, io ho realmente portato l'acqua a Palermo, io ho realmente iniziato i lavori della Catania-Siracusa che poi è stata completata nel giro di 2 anni, io ho realmente completato il Cretto di Burri, che in pochi conoscono, ma è l'installazione di arte contemporanea più importante del mondo. Io ho realmente realizzato la funivia Trapani-Erice. Ora, quando chiedo a qualche altro politico mi fai un regalo, mi fai un elenco delle cose che hai fatto tu, così in modo che io mi possa paragonare, possa capire se ho fatto bene o ho fatto male fino a questo tempo. Motivo per cui mi dispiace molto quando mi dicono che io sono famoso per il 61-0. Il 61-0 è stato un gioco di palazzo, non è stato dei siciliani del 61-0, non gliene frega assolutamente nulla. Io preferisco molto di più essere ricordato per la Palermo-Messina, che è stata certamente la cosa più importante, o per l'Ismet di Palermo, per il Rimed di Carini. Quindi la risposta, diciamo, io ho fatto cose, voi che avete fatto? Questo è io stai attento, io le avevo fatte. Tu pensi che quando io sono andato via dal Canale 5 da Fini, avevo 40 anni, ma era l'età in cui Berlusconi ti cacciava. Cioè, Berlusconi aveva tutta un'organizzazione per cui, superati i 40 anni, ti considerava già vecchio per quel tipo di lavoro. Altri tempi. Andiamo avanti, Miccichè, perché siete in 3 e voglio che abbiate tutti, allo stesso tempo. Un attimo, Antonio, dobbiamo andare in pubblicità, la risposta la diamo anche a Lombardo. Benissimo, allora Raffaele, prego. Io ricordo, per esempio, una delle mie prime campagne elettorali fu nel 79, allorché alle europee sostenni Mario Scelba, che oggi viene giudicato in un modo o nell'altro, è stato un difensore incrollabile della democrazia. Lo sostenni, mi chiamò, mi invitò a sostenerlo, mi insegnò alcune cose di importanza fondamentale. Nell'80 mi candidai alle elezioni comunali di Catania e fui sostenuto anche da Vito Scalia, che aveva qualche anno più di me. E poi io li ho seguiti fino a 90 anni possibilmente e ho trovato in loro, come tante altre persone, così, la capacità di insegnare, di guidarci sulla strada giusta, soprattutto quando cominciamo a fare politica. La mia ambizione è quella di inculcare, soprattutto nei giovani, e io vi invito a venire agli auguri che faremo il sabato prossimo pomeriggio,
agli auguri dei nostri amici, per vedere se, e questo è importante, considerata la nostra età, che è un valore importante di saggezza e di esperienza, attraiamo attorno a noi dei giovani che credono in noi, non perché ci devono chiedere qualcosa, ma perché guardando alla nostra esperienza, a quello che abbiamo fatto e a come io riesco a testimoniarlo, credo, trovano ispirazione per far bene anche in politica. Poi vi dico, certo, 210 anni, eccetera, per chissà quale scommessa, mi hanno chiesto di candidarmi al Senato la volta scorsa, mi hanno chiesto di candidarmi a sindaco di Catania, me lo hanno chiesto prima che emergesse poi la candidatura di Trantino, mi hanno chiesto di candidarmi e come alle elezioni europee. Non mi candido, non mi sono candidato e non mi candiderò a cariche elettive, ma che io debba svolgere, ho il dovere di svolgere insieme ad altri, più da vicino con Gianfranco e con Roberto, un ruolo politico, inventare qualcosa che determini una svolta, perché no, naturalmente in positivo faremo degli errori, ci correggeranno, che soprattutto dei giovani devono portare avanti, ma questo credo che sia sbagliato, rinunziare o pensare che però io dico una cosa, si possa aggiungere. rinunziare. A lei però il ruolo di Presidente della Regione in qualche modo, visto poi come è andata la vicenda, gli hanno scippato, cioè, potrebbe essere anche, come dire, legittimamente avere legittimamente l'ambizione di ricoprirlo quel ruolo. Perfetto, infatti sto correndo per fare il candidato Presidente della Regione. Capisco che è la cosa che interessa a voi giornalisti fare questa bellissima provocazione, ma anche qua io, perché vedete, al di là del bello, il brutto, il cattivo, forse mi caratterizzo insieme ai miei amici, perché grazie a Dio hanno un buon cervello politico e non anche loro e tutti noi, perché ci insegnarono che quel poco di cervello che basta il Padre Eterno lo ha dato a tutti. Ragiono. Forza Italia ha conquistato la presidenza della regione. Forza Italia anche alle ultime elezioni europee ha preso il 24%, record assoluto in Italia. Potrà mai rinunziare alla candidatura a presidente della regione? No. E perché dovrebbe mettere? Non c'è nessun motivo per mettere in discussione la ricandidatura di un presidente della regione che raggiunge quantomeno un risultato del 24%, perché in fondo la lista l'ha messa insieme lui, un modello particolare che ieri a Roma ho voluto segnalare come un modello vincente, magari lo si facesse dovunque, quindi il candidato naturale è lui. Poi lui può dire, sai, forse mi propongono di fare un'altra cosa, il ministro quello che è, ma è una scelta sua. Se Renato Schifani, una volta per tutti, ma non per simpatia, antipatia, lealtà, non lealtà, e nelle cose, vuole ricandidarsi, non può che essere il candidato di Forza Italia, dei partiti nazionali e di coloro i quali noi in prima linea, come abbiamo fatto con grande forza, non ce lo dimentichiamo, 2 anni e mezzo fa, continueremo a sostenerlo. Cioè, se lui dicesse no, poi anche Gianfranco Miccichè è convinto di questa cosa, che Schifani stia lavorando bene come presidente e quindi sia opportuno? Per fortuna, ho sempre detto le cose che penso e le continuo a dire. Primo, io ero ben felice che ci fosse Schifani candidato, poi non so perché sono stato io messo da parte, ma non ha nessuna importanza. Ma cosa che vado dicendo giorno dopo giorno e che mi dà forza e ragione su quello che dicevo prima è che c'è una differenza enorme tra questo governo e quello precedente, che nessuno se l'abbia male, ma questo governo sta ottenendo dei risultati. Sta ottenendo, certo, quello precedente ha avuto il Covid in mezzo, per cui con tutte le possibili difficoltà del caso, ma non c'è dubbio che questo governo sta ottenendo dei risultati. Ma come si fa rispetto ai risultati che si vanno ottenendo dire non mi sta bene? Certo. Io lo dicevo prima, perché non mi stavano bene quei risultati, ma questi fino ad oggi quindi sono adesso va risultati. Va bene, pubblicità e poi rientriamo. Entriamo in diretta al punto di oggi. Io avevo, come dire, un obbligo nei confronti del sindaco La Galla, perché ha altre attività, il periodo è ovviamente caldo, quindi deve andare a fare le altre attività istituzionali. Io non so se velocemente può rispondere a un'ultima domanda, La Galla glielo chiedo, se no la congedo e la ringrazio per essere stati qui. Volentieri. C'è qualcuno che vuole fare l'ultima domanda? Lasciamo al direttore Romano. Al direttore Romano. Ma no, io
volevo partire un po' dal presupposto che io non sono mai stato un grande fan delle quote in generale, le quote rosa o a questo punto neanche le quote under, è un dibattito che non mi ha mai appassionato. Sono giovani, sono vecchi, sono adulti, in democrazia purtroppo o per fortuna i voti si contano e non si pesano, quindi il voto di un novantenne vale esattamente quanto vale il voto di un ventenne, quindi questo tema non mi appassiona. Mi appassiona invece piuttosto che cosa sarà questa entità ancora astratta a cui state lavorando. Cos'è? Un contenitore in cui raccogliere tanti scontenti del centrodestra, tanti orfani senza padrini nel senso buono del termine naturalmente, all'interno della coalizione? Sarà per esempio un tentativo di dare una spallata importante, molto importante, quello che io suppongo e penso per esempio alla crescita in vista delle prossime regionali di Cuffaro e del suo partito, insomma. Quali saranno le proposte? Io capisco che non stiamo parlando di un programma amministrativo e quindi non vi posso chiedere quali saranno le vostre proposte dal punto di vista amministrativo, tema diciamo peraltro che ha in qualche modo tirato in ballo Gianfranco Miccichè, però non si può andare da chi si vuole provare a portare dentro dicendo io ho fatto la Palermo Messina, ho fatto la funivia per Edice. Credo che ci sia un altro modo per provare. Qual è questo modo per provare a portare dentro le forze indipendentemente dall'età e da tutto il resto? Non è quello importante. Allora cos'è? Volete mettere da parte Cuffaro e dare, come dire, una stampella a Forza Italia? È questo? No, la galla che poi lo dobbiamo salutare, Miccichè, poi non abbiamo più tempo. Prego. No, io parto da un presupposto leggermente diverso. Non c'è nessuna spinta alternativa o competitiva in questa iniziativa. È un'iniziativa che non vuole essere solo un contenitore di sommatorie politiche, ma vuole in qualche modo e gradualmente trasformare questa potenzialità elettorale in un progetto politico che guardi al rinnovamento della politica attraverso i giovani, alla relazione di questo movimento, di quest'area, con un riferimento politico nazionale che esprime i nostri valori del centrismo, del moderatismo, del liberal riformismo, e naturalmente anche è quello di ridurre quei frazionamenti di quest'area di centro che esistono in Sicilia. Cuffaro ha una sua identità, penso che continuerà un tipo di rapporto con noi moderati, ma noi non siamo, come dire, né esclusivi né pensiamo di dover come dire, controbattere altre legittime aspirazioni politiche e posizioni che peraltro si riconoscono tutte all'interno del centrodestra. Quindi direi che, e lo dirò il prossimo sabato, il 21 mattina, riunirò i miei amici di cordata politica a Palermo per gli auguri di Natale e appunto in quest'ottica assolutamente, come dire, di leale collaborazione all'interno del centrodestra, in una posizione che però vuole parlare anche a coloro che in questo momento sono formalmente fuori dal centrodestra, ma hanno motivi di poterci star dentro, riconoscendo alcuni punti di contatto interessanti. Ecco, rappresenterò le prospettive e il lavoro che vogliamo fare in questa direzione. La Galla, grazie. Io il discorso lo continuerò, ovviamente lo continueremo anche con Lombardo e Miccichè, poi ci sono delle cose insomma su cui bisogna ragionare, perché ovviamente lei fa il sindaco ed è abbastanza pragmatico, poi al di là dei proclami ci si confronta con questioni reali che riguardano in questo caso la regione, mi viene in mente la siccità, la povertà, insomma il lavoro che non c'è, i trasporti, insomma ci sono l'autonomia, che cosa è questa autonomia, cosa deve essere. Tra l'altro tra tre elementi diciamo che l'autonomia l'hanno sposata in toto, no? Quindi insomma, bisognerà anche confrontarsi con questi di elementi, non può essere, diciamo, mi immagino che non andiate sempre a raccontare saremo un soggetto insomma di centrodestra eccetera, su questi temi vi spenderete, no? E poi ci sono i seggi. Sì, è il lavoro che dobbiamo sviluppare da oggi in avanti.
Quindi lavorerete anche sul programma, quindi questo è diciamo, un altro elemento diciamo, da aggiungere. Grazie Sindaco La Galla, la lascio ai suoi impegni. Grazie a voi, buon Natale. Grazie, buon Natale. Lombardo, insomma, diciamo, questi poi sono i temi reali. No? Volevo fare una precisazione, cioè, io ho citato Scelba e Scalia perché intanto sono stato invitato da loro ad impegnarmi in politica e a impegnarmi anche sul piano della campagna elettorale. E per dirvi che un uomo che aveva 50 anni più di me, il primo, e 30 anni l'altro, sono riusciti a coinvolgermi, ad appassionarmi, nonostante la differenza. Non ho citato Francesco Parisi, mi sembra ingiusto non citarlo, o Lillo Mannino, perché avevano forse 15, 18 anni, 10 anni più di me, grandi leader pure loro. Ma erano dei grandi leader pure loro, quindi questa è una precisazione. Per quanto riguarda il resto, non c'è dubbio che ciascuno di noi porta, come dire, i propri valori, la propria esperienza, gli errori che abbiamo fatto, non c'è dubbio, è qualcosa che abbiamo azzeccato, è la nostra identità. Queste cose sono conciliabili per mettere insieme, ci siamo dati appuntamento, se ci riusciamo, tra Natale e Capodanno, prima che finiscano le feste, perché si faccia un manifesto di una decina di punti essenziali. Non tratteremo ovviamente tutti i temi. Quali sono? Ce l'avete? Almeno una metà, ecco, penso di le sì. dico quali sono io per quanto mi riguarda porto che cosa? La mia storia per quanto riguarda la Prima Repubblica di appartenente ad un partito che era la Democrazia Cristiana, e devo dirvi che ieri nel Consiglio Nazionale di Forza Italia, per le 4 cose che ho detto, non ho citato un'espressione che è attribuita un po' ad Andreotti e un po' a De Gasperi, ma quella è la mia impostazione. Un grande partito di centro che guarda a sinistra, non che fa un passo verso sinistra, ma che per quanto riguarda alcune categorie, alcuni valori, alcune cose, la solidarietà, la lotta alla povertà, il lavoro, l'occupazione, eccetera, l'emigrazione, eccetera, eccetera, l'ispirazione è quella. Uno. Poi mi batto per l'autonomia, perché ci credo, ed è diciamo la mia lunga, ormai 20 anni, noi siamo nati nel Natale, l'idea fu allora tirata fuori da Lino Leanza in occasione di auguri al Golden del Natale 2000-2004, e quindi questa autonomia da rafforzare, da far valere di più, e per questo mi aiuterà di più una fondazione cui abbiamo dato vita, che è intitolata al cosiddetto re dei siculi, anche se gli studiosi dicono che lui non era, è certamente stato un combattente, un capo militare che ha cercato di sloggiare, cominciò lui, di sloggiare i greci, ma gli finì male. Ecco, c'è una lunga tradizione alle spalle, infatti finì prima esiliato e poi malaticcio, tornò a fondare una città e poi morì, però morì di morte naturale, ecco. E quindi questa seconda dimensione, e chiaramente la metteremo insieme agli altri, e tante altre persone, non siamo solo noi chiaramente. Io, non avete idea, da ieri ad oggi, anche da esponenti di Forza Italia, quante proposte di nome di questo partito ho ricevuto. Una persona che ritengo molto intelligente, lo voglio dire, che ho conosciuto proprio nei 2 consigli nazionali di Forza Italia, si chiama Fulvio Martuscello, mi ha detto: devi chiamarlo Bianco. Ma scusami, Bianco dico, in città chiama la figura di Enzo Bianco, ma non ti preoccupare, Bianco, la purezza, il simbolo bianco, e ci metti quello che vuoi, e la colomba, beh, ci metti anche la colomba, mettici l'anitra o quello però che Luca, vuoi. quello che ha appena detto Lombardo fa riflettere, anche perché se lo contestualizziamo, lui citava De Gasperi e o Andreotti, un partito di centro che guarda a sinistra. Un paio di giorni fa è uscito un bel pezzo di Giuliano Ferrara sul Foglio che raccontava alcuni, diciamo, sentiment che ci sono all'interno della famiglia Berlusconi, che sono un po' più lontani dal centrodestra come lo stiamo vivendo in questi anni, e un po' più vicini ad alcune istanze che definiremmo progressiste. La storia personale dei 3 protagonisti, Lombardo ha fatto il governo, il rimpasto col PD, Gianfranco Miccichè era, a parte i suoi trascorsi giovanili di lotta continua, ma è stato sempre uno aperto. Io me lo ricordo al porto di Catania, poi nei giorni poi oggetto di processi a Salvini, era quello che aveva comprato gli slip da consegnare a Laura Boldrini per i migranti, c'ha una sensibilità. E lo stesso La Galla, che sembra
comunque quello più moderato, quello più... quando a Palermo uscì la candidatura di Ciccio Cascio e la galla era lì in mezzo al guado, qualcuno del centrosinistra, compresi i grillini, compresi i 5 Stelle, tra cui uno era ospite la scorsa settimana del tuo programma, disse: ma perché non candidiamo la galla col centrosinistra? Quindi questo aggregato, loro continuano a sostenere che rientrano sempre dentro il centrodestra, Lombardo si è affiliato / federato con Forza Italia, ma se le cose dovessero cambiare, e da qui a 3 anni il mondo cambia 10 volte, anche le loro sensibilità verso un'altra parte dell'orizzonte politico potrebbe essere un passepartout. Io devo andare in pubblicità, però vorrei sottolineare che tra i 3, Lombardo è l'unico che ha un partito in questo momento, no? La galla, il movimento che si chiama della Sicilia, un partito però è più regionale, locale. è l'unico che ce l'ha, ovviamente, ce l'ha Lombardo. Amici che c'ha un sacco di amici che incontreremo giorno 20 pomeriggio per gli auguri. Quindi con un altro partito, Pubblicità e poi torniamo. Rientriamo in diretta, abbiamo l'ultima parte della trasmissione sulle questioni che riguardano appunto il nuovo partito di Miccichè, Lombardo e La Galla, oggi tutte e 3 all'interno del punto. Dicevamo prima, guardo anche i colleghi, insomma mi sembra interessante, no? Guardo Marco Romano, direttore del Giornale Sicilia, questa apertura, no? Questa strizzata d'occhio anche verso l'altra parte politica, cioè un partito di centrodestra che guarda a sinistra. Marco Romano. Beh, chi sta al centro poi alla fine finisce per guardare dovunque, è inutile nascondersi. Tu sei proprio disincantato, come tutti i giornalisti bravi. Però insomma, chi sta al centro per definizione guarda dovunque. Io volevo, e poi vi devo chiedere scusa perché mi devo congedare da voi, volevo chiudere con una domanda secca, se me lo permettete, a Gianfranco Miccichè, di cui ho ascoltato anche con una certa sorpresa, mi ha sorpreso un po' il suo giudizio sull'attuale operato del governo Schifani. Lui stesso ha detto che lo ha evidentemente cambiato in corsa questo giudizio. Mi piacerebbe sapere se questo giudizio positivo lo conferma anche sull'operato del suo successore diretto, cioè dell'attuale Presidente dell'Assemblea regionale. Sul Presidente dell'Assemblea non ho nulla da dire, è giovane, bravo, è simpatico, sinceramente non ho niente da dire contro, ma anche su Schifani, direttore. Io sono uno che ha delle sue idee e che nessuno mi farà mai cambiare. Se il governo Schifani presenta una legge che non mi piace, io gli voto contro. Questo deve essere chiaro. Non è che lo facevo con Berlusconi, voglio dire, abbiamo d'accordo con Berlusconi, ho creato un altro partito che era Forza del Sud, proprio perché in Consiglio dei Ministri il peso della Lega era esagerato rispetto a quello che mi sembrava. Se oggi c'è qualcuno che pensa che siccome siamo nel centrodestra Miccichè potrà mai votare l'autonomia differenziata, se lo può levare dalla testa, io altro che votare l'autonomia sarò il primo in campo per il referendum contro l'autonomia differenziata. Sui diritti umani e sui diritti civili, ma manco lo discuto qual è la mia linea e quale sarà la mia linea in futuro. Per cui io sto dicendo soltanto che questo governo Schifani, che ripeto, originariamente non aveva nulla contro, per cui io non avevo nulla contro, poi ha avuto un atteggiamento nei miei confronti che certo è venuto fuori, non lo devo spiegare io, credo che voi giornalisti lo abbiate vissuto e l'ho vissuto io, ma insomma che voi ve ne siete accorti esattamente come me ne sono accorto io, e quindi non c'è dubbio che c'è stato un momento di grandi tensioni e anche più di un momento, ma voi dovete sapere che io ho invitato Renato Schifani a venire agli auguri del giorno 20 con i miei amici, e che lui ha gentilmente accettato, proprio perché non ci deve essere nessuno. La politica è un'altra cosa. Allora, in questo ha ragione Barresi, ha ragione, quando si fa un partito o si fa un'aggregazione, si fa qualcosa che porta avanti delle idee. Non si pongono i limiti, i paletti o gli steccati per il futuro. Nel futuro non si sa che cosa può succedere. Non c'è dubbio che dalla mia nascita
io sono sempre stato più portato verso il centro-sinistra. Ma non è che oggi come oggi io sono portato per il centrodestra verso il centrosinistra perché sono più bravi o che. No, in questo momento, e lo dico chiaramente, lo sanno tutti ed è inutile che lo ripeto, mi sembra che l'attuale centrodestra abbia bisogno di essere rivisto, perché diversamente si creerebbero delle situazioni che non sono quelle che alla gente piace. L'atteggiamento nei confronti degli immigrati, l'atteggiamento nei confronti delle coppie omogenitoriali che non riescono ad avere ufficialmente un figlio, addirittura la legge sul reato universale se uno dovesse avere un figlio nato da genitori omogenitoriali. Cioè ci sono alcune cose io non cambierò. C'è una partita nazionale. Sentendolo parlare però viene da chiedersi ma che ci fa il centrodestra, in questo centrodestra? No, io ho vissuto, scusami Mario, io ho vissuto tutta la mia vita in un centrodestra insieme a Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, ti posso garantire che se fosse in questa trasmissione direbbe esattamente queste cose che ti sto dicendo io. Cioè Silvio Berlusconi sui diritti umani. Le ha dette anche Dell'Utri quando vi siete visti a Milano l'altro giorno, che ne pensa lui? So benissimo che cosa ne pensa, non ne abbiamo parlato. C'è una partita nazionale che stanno giocando tutti. Allora, un attimo Antonio, per la domanda devo salutare Marco Romano che deve andare a fare la riunione di redazione, se no domani il giornale Sicilia non esce e quindi non vorremmo essere responsabili. Grazie direttore per essere stato con noi, è sempre un piacere. Grazie direttore Marco Romano, direttore del giornale Sicilia. Antonio, prego. C'è una partita nazionale che si sta giocando in questo momento in Sicilia che potrebbe anche essere determinante per chi governerà a livello nazionale alle prossime elezioni politiche. Alla fine dell'estate si parla di un sondaggio molto accurato che sia capitato nelle mani di Tajani, di Salvini e delle sorelle Meloni, che vedeva un testa a testa con il raggruppamento di centrosinistra. In ballo ci sono 18 collegi uninominali e allora lì anche una percentuale dell'1% a livello nazionale può essere determinante. Ecco perché è iniziata una partita a scacchi anche con Cateno De Luca, però pare che questa partita si giochi più in un alveo che possa essere riconducibile a Fratelli d'Italia. Contemporaneamente questa mossa di Raffaele Lombardo ieri dell'affiliazione con Forza Italia è una mossa molto importante che sposta l'asse di questo centrodestra verso un possibile centro con Forza Italia e che rilancia la partita dei collegi uninominali a livello nazionale, e quindi questo fatto che anche Miccichè abbia delle idee che possono essere vicine a un centrosinistra in questa fase non è rilevante, perché qui la partita è nazionale dentro il centrodestra e loro hanno solo da guadagnarci perché sono radicati territorialmente e possono fare la differenza in Sicilia. Quello ha fatto politica, gli ha insegnato Scelba a fare politica, lo sapeva. Quindi è una cosa seria. Il ragionamento è contorto, però diciamo è quello. Insomma, quello che abbiamo pensato noi addetti ai lavori. Queste cose a proposito le ho dette ieri al Consiglio nazionale di Forza Italia, dopo che il Consiglio nazionale su proposta di Renato Schifani e poi anche di Antonio Tajani ha fatto la proposta dell'affiliazione, poi mi hanno chiesto di parlare. Io gli ho detto che intanto c'è un modello Sicilia e c'è stato, come dire, il cimento della campagna elettorale, perché in questo, e non è da trascurare questa scelta, siamo stati io, La Galla e Miccichè concordi nel sostenere Caterina Chinnici. Chissà perché poi la Chinnici, io la rivedrò se Dio vuole, che l'abbiamo invitata per gli auguri giorno 21. Siamo certi che testimonierà il meglio della Sicilia nel Parlamento europeo e farà il suo lavoro all'insegna. Poi cosa ho detto io? Io ho detto che per quanto riguarda Forza Italia, e vi dico, partito di centro che guarda, ma che non si muove di 1 millimetro dal centrodestra, perché non riconosco al centro-sinistra, all'aggregato, al campo, chiamatelo come volete, quella superiorità che pretendono di avere, ma che poi si risolve in un litigio continuo per il primato. Vedete come, ad esempio, io ho sfiorato il padre del grande funzionario Ruffini, che ha lasciato, lui dice per coerenza, ci credo, l'Agenzia delle Entrate, già cominciano a mettere i paletti, freddezza di qua, chi sarà il federatore, chi non sarà il federatore, eccetera, eccetera. Io cosa ho detto molto francamente? Che per quanto riguarda il referendum
referendum, come hanno detto anche gli altri. Bene che non si faccia questo referendum, che si modifichi la legge, e che si modifichi la legge, come dire, con i fucili puntati su chi vuole fare chissà che, perché non ci giova questa autonomia differenziata. Ringraziamo Iddio che sia intervenuta la Corte Costituzionale. Ora o si fa una legge con una autonomia limitata, equilibrata, con un ruolo del Parlamento, o certamente il referendum sarà una rovina, perché se anche dovessero astenersi il 55% delle persone o il 60% e il 40% va a votare in una misura del 90% a favore dell'abrogazione, sarà certamente una sconfitta e un segnale politico, e sarà un'occasione per fare compattare poi peraltro il cosiddetto campo largo. Quindi si deve modificare intervenendo sulla legge, dopo che sentiremo cosa dirà la Corte Costituzionale numero uno. Ma sull'immigrazione, l'ho detto con molta franchezza, guardiamo a due cose. Mi definisco un cattolico, anche praticante. Ho un leader, ne riconosco uno, chiunque sia, oggi è Papa il Papa, quello è il mio unico leader al quale guardo e non discuto, c'è poco da fare. Non posso contestare le sue posizioni sull'immigrazione, non posso restare insensibile alla bambina di 11 anni che è riuscita a sopravvivere aggrappata a un copertone di camion. E quindi poi andiamo al sodo. La nostra agricoltura siciliana reggerebbe senza immigrati anche extracomunitari? La mia azienda agricola, guidata e diretta giorno per giorno, oltre che da noi, soprattutto da un indiano, e la marineria per quello che resta a Mazara, e il turismo, l'ospitalità, la ristorazione. Chi le fa le pizze? Gli egiziani, gli extracomunitari o i bengalesi, e poi i servizi domiciliari. Senza gli extracomunitari. Quindi andiamoci piano, per carità, regolare questa immigrazione, integrazione di queste persone, integriamole, Ius Italia, Ius Scoli, integriamoli, perché lavorano per noi, perché ci consentiranno forse ai nostri figli di percepire anche la pensione dopo aver lavorato, grazie a questa immissione di energia e di forza. Poi il premierato va equilibrato, a proposito di riequilibrio dei poteri. Bisogna creare un Parlamento autorevole e forte, e l'autorevolezza viene dalla democrazia e dalla scelta dei cittadini, viene dalla preferenza. Devo dirvi che queste cose le ho sentite dire da Tajani prima di me. Lui aveva dichiarato che ci vuole una legge e ha affrontato finalmente il tema delle preferenze. Certo, il parterre non mi ha applaudito, perché si tratta di parlamentari eletti, per carità, bravi anche a cercare le preferenze, cerchiamole, perché il modello del 24% è costruito sulla preferenza attraverso come dire, 4 candidati forti, 2 o meglio 3 poi alla fine sono stati eletti, perché il primo ha rinunziato, il quarto ha preso ben 70.000 voti. In quel contenitore c'era anche Cuffaro. Che rapporti ci saranno fra questo movimento il leader della DC? Vedete, sarete cugini di terzo grado? Io vi dico semplicemente una cosa che caratterizza il centrodestra, non è un merito mio. Alla fine si ragiona, si discute. Io anche qua ho una lunga esperienza alle spalle, litigi, guerre fino all'ultimo secondo, poi ci si ritrovava sempre in quel partito. Oggi, bene o male, il centrodestra ha diversità di vedute, per carità, alcune spinte di un certo tipo non le condivido, la simpatia per Putin piuttosto che sicuramente no, o comunque. Però non c'è dubbio che poi ci si ritrova, e quindi ci saranno rapporti di buon vicinato, di collaborazione con tutti, nessuno escluso. Poi ci si potrà dividere sulle cose, i valori, le lealtà, le non lealtà, eccetera, eccetera. Cioè alle urne è sempre il centrodestra, tutti insieme. Certamente. Sì. Allora, siamo in chiusura. Miccichè, lascio concludere questo bel pomeriggio a lei, insomma, che ha avuto... Intanto grazie di aver creato questa trasmissione che per noi è stato molto utile, voglio dire, perché essendo nati ieri e dovendo farci conoscere, questa vostra è una delle trasmissioni più note e più viste qua in Sicilia, per cui come dire, l'avremmo dovuta pagare se lei non l'avesse fatto, se avessimo potuto farla. Ma secondo, la cosa che bisogna, e lo dico a voi giornalisti,
avere il coraggio di fare è quella di studiare questi fenomeni, non soltanto per sapere con chi siamo e contro chi siamo. Non siamo contro nessuno, e siamo con tutti quelli che la penseranno come noi o che volessero pensarla come noi. E quando dice ma il fatto di Cuffaro, ma a me che me ne frega di Cuffaro, io punterò ad avere i voti e punterò ad averli con le persone che convinceremo sulla bontà di questo progetto. Poi il mio obiettivo è quello di superare Forza Italia, altro che Cuffaro. Poi non so che ci riusciremo. Viva la sincerità, insomma. E probabilmente non ci riusciremo, ma se io dovessi sapere che Raffaele Lombardo dice noi siamo attenti a non superare questa quota, non manderei a quel paese, perché è chiaro che si tenta di avere sempre il massimo da quello che si riesce a fare. Poi una volta che abbiamo saputo quali sono i risultati, una volta che abbiamo capito quanta gente viene appresso alle nostre idee e avranno capito le nostre idee, ripeto, oggi ne sono uscite alcune sulla differenza, sull'autonomia differenziata, sull'immigrazione, sui diritti civili, su tante altre cose che sono fondamentali. Io non indietreggerò di un millimetro rispetto alla mia battaglia sul livello culturale di questa regione, che è proprietaria del 25% dei beni culturali mondiali e non li usa, non li sa usare, non li conosce. Altro grande tema questo, altro grande tema. La inviterò abbiamo finito, Mario, è possibile che sia alla prossima primavera alle comunali ci sia, lo chiedo a Lombardo, ci sia il primo test di questo movimento? È inevitabile, alle prossime comunali e alle prossime provinciali, perché stavolta le provinciali si faranno. Un'altra cosa che ieri ho chiesto che anche Tajani sponsorizzi, sostenga, dialogandone con gli altri partner di governo, è l'elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali. L'elezione diretta, c'è voglia di elezione diretta, non è una questione di costi, a parità di costi, perché non è quello il problema, si dia una guida autorevole, e cioè resa autorevole dalla scelta democratica dei cittadini, alle province che sono degli enti fondamentali, importantissimi, lo so bene, sono stato presidente della provincia di Catania, è un ente meraviglioso che oggi per qualche verso è fermo, non ha contatto con i cittadini e con i bisogni dei cittadini. Cioè cammina ma non... Esatto, è questo il tema. Va bene, grazie a tutti. In chiusura vi lascio, diciamo, è una domanda che tutti si fanno, no? A loro in qualche modo gliel'abbiamo fatta questa domanda, ma hanno tergiversato tutti. Chi sarà il leader di questo partito? Questo è quello che si chiedono in questo servizio di Simona Mazzone, che sarà anche, come dire, la parte finale di questa trasmissione di oggi. Io ringrazio Antonio Condorelli, Mario Barresi, Raffaele Lombardo, il leader del Movimento per le Autonomie, e Gianfranco Miccichè, che attualmente è capogruppo del gruppo misto. Vedremo adesso che succederà all'Ars. Grazie Miccichè, saluto anche Roberto Lagalla, che è stato con noi nell'altra parte della trasmissione, e ovviamente il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano. Grazie a tutti, appuntamento al prossimo fine settimana. Auguri, grazie a voi. Le alleanze elettorali non sono una fredda somma di percentuali e non sempre portano a risultati sperati, ma possono pur sempre sorprendere, come l'asse tra Raffaele Lombardo, Roberto Lagalla e Gianfranco Miccichè, una creatura nata in questi giorni che già all'inizio del prossimo anno avrà un simbolo e sarà un nuovo partito, magari in vista delle regionali, delle amministrative o delle elezioni provinciali. Il leader del Movimento per le Autonomie ci riprova. Alle ultime europee l'MP ha sostenuto e contribuito decisamente all'elezione di Caterina Chinnici nelle liste di Forza Italia, premiata con circa 90.000 preferenze. L'attuale sindaco di Palermo, Lagalla, eletto alle amministrative del 2022, è stato protagonista di una singolare e carismatica campagna elettorale che alla fine ha costretto tutti i partiti e leader del centrodestra a convergere sul suo nome. Nel 2017 aveva fondato Idea Sicilia, con cui ha partecipato alle regionali in una lista unica, assieme al Cantiere Popolare e allo stesso Movimento per le Autonomie, a sostegno di Nello Musumeci. Oggi, da primo cittadino, rappresenta un soggetto politico autonomo e di peso con il quale tutti provano a dialogare.
Anche l'ex ministro Miccichè ha fondato un partito tutto suo, Grande Sud, nel 2010, quando era uscito dal PDL, per poi rientrare in Forza Italia, la creatura di Berlusconi, che proprio lui aveva portato al successo in Sicilia con il memorabile 61-0 nelle politiche del 2001. Scomparso Berlusconi, Miccichè si è definitivamente allontanato da Forza Italia, isolato alla regione dalla corrente di Schifani. Epico lo scontro durante la festa del tricolore di 2 anni fa tra Miccichè e Falcone. Gianfranco, te devi andare a casa, è arrivato il tuo momento, è arrivato, c'è poco da fare, Forza Italia non ti riconosce, puoi fare quello che vuoi, mi dispiace. Insomma, 3 storie diverse che in un trascorso politico si sono incrociate più volte e che oggi confluiscono in una nuova realtà. Lombardo, Miccichè e La Galla, 3 leader e strateghi della scena politica, riusciranno a coesistere? E tra i 3 generali, chi sarà il leader del nuovo partito? Unendo ognuno la propria percentuale di voti, che valore hanno tutti insieme?